Il Mandrulisai andiamo a visitare Tetti, una piccola comunità però molto importante per la nostra cultura, per i gesti consueti che arrivano da suoni identitari come l'organetto diatonico, come soprattutto un novenario molto importante dove si ritma ogni anno con gli organetti i balli della tradizione, il novenario di San Sebastiano, e questo anche un po' il percorso artistico musicale e anche di vita di Giampaolo Melis, che ci è venuto a trovare una bella cavalcata, la sua, che inizia quando aveva appena 9 anni, da autodidatta, un organetto diatonico che non ha più lasciato. Poi a Tetti ci vive un suo carissimo amico che risponde al nome e cognome di Massimo Pizzalis, con la quale poi affonda questa sua conoscenza dell'organetto e di altri suoni, di altri balli, e piano piano entra a far parte anche di tanti gruppi etnomusicali. Lui, tra le altre cose, adesso si chiama Abbraccio Stentos, è un progetto che porta in giro per la nostra isola. Giampaolo Melis, mi fate un applauso per questo grande amico suonatore di Tetti, e si fa accompagnare da una coppia con gli abiti di Tetti, Ego, fate anche per loro un applauso. Parlavamo di questo novenario di San Sebastiano, per tutti gli abitanti di Tetti è una storia molto importante che si ripete ogni anno, legata anche ad un ballo che è il Suballo dei Ferrere. Il Suballo in Ferrere, visto così, potrebbe sembrare un ballo come tanti altri. Molti anni fa, nelle nostre feste, non tutti avevano i soldi per poter pagare un suonatore. Al novenario di San Sebastiano il suonatore arriva dal primo giorno sino al 9° giorno, quando poi la novena finisce. Si fa questa ricerca e la si fa ancora, soffettorium, ma non per il parroco, per le messe, ma per l'organettista, quello che si riusciva a raccogliere, e ancora oggi nel 2024 si riuscirà a raccogliere, fa tutto a vantaggio del suonatore. Questo è Suballi in Ferrere, ballo di apertura anche stasera qua in piazza Belvedere a Posano, e poi il più classico dei balli, Suballito, Giampaolo Melis.
Ursonete di Tetti Giampaolo Melis, grazie anche a questa giovanissima coppia, evidentemente ci tenete tantissimo alla cultura legata al folklore anche a Tetti, e se passate da quelle parti fermatevi perché è un graziosissimo borgo. Grazie ancora. Ci vedremo il 19 ad Austis.